Ha deciso di non rispondere alle domande del giudice. Stefano Milacic, 47 anni, arrestato nell'ambito delle indagini sulla bomba fatta esplodere davanti al liceo Flaminio di Vittorio Veneto. Una deflagrazione che svegliò l'intero quartiere, 32 finestre rotte sia dell'istituto che di un edificio accanto e tanta paura fra i residenti. Segnali come questi, dice Michele Della Costa, procuratore di Treviso, sono preoccupanti. Quando le persone intendono farsi in qualche modo giustizia o comunque ricorrere a strumenti di violenza e di prevaricazione, sicuramente sono dei segnali sempre preoccupanti, dopodiché non è sempre facile vedere se dietro qualcuno c'è qualcos'altro. Sicuramente sono segnali che non possono essere lasciati cadere nel nulla. Il 47enne appassionato d'armi è stato raggiunto venerdì da un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di danneggiamento e violazione della legge sugli esplosivi. Per gli stessi reati comunque sono indagati a piede libero due presunti complici, un quarantenne residente a Vittorio Veneto ed un giovane di 24 anni. Milacic spiega il suo difensore è stato arrestato dopo alcune intercettazioni. Nel corso della indagine, in una intercettazione ambientale, il Milagici ha fatto delle esternazioni nei confronti, appunto, come dicevo prima, di due agenti della Digos e nei confronti anche dei familiari, ad oggetto con alcune ritorsioni nei confronti di queste persone. Oggi, afferma l'avvocato, Milacic avrebbe chiesto scusa, ma per il momento rimane in carcere, anche se il legale ha chiesto gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. È stata una bravata, dice l'avvocato. Voglio escludere sin da subito, non ci sono finalità terroristiche, politiche o di alcuna natura. È stata un atto, come dire, dimostrativo che lascia un po' il tempo che trova, è stata una bravata. Le indagini ore della polizia per verificare anche la pista del traffico d'armi illegale. Nessuna ipotesi viene esclusa, resta comunque da capire il movente del gesto sicuramente dimostrativo per il quale l'indagato però non avrebbe dato alcuna spiegazione.